Una quindicina di giorni fa era proprio qua. Attratto dalle immondizie lasciate in questi giorni lungo l'area, ecco che si è fatto rivedere il lupo, sempre lui e sempre a Saletto. Ormai pare che il giovane esemplare si sia affezionato all'area e come dargli torto. Ma ora il problema più grande è che non sembra avere paura degli umani, ma resta comunque una specie pericolosa e da non addomesticare, come sottolineano l'Ipu Treviso, Legambiente Piavenire e WWF Terre del Piave Treviso e Belluno, che ricordano comunque che lo stesso Piave è habitat naturale del lupo, al contrario di quel che si crede. Noi chiediamo in sostanza che questo lupo venga recuperato e venga curato e dopodiché sarà rimesso nel suo ambiente naturale, che in questo caso è il fiume Piave. I giovani lupi manifestano un fenomeno che si chiama dispersione. Ad un certo punto del loro sviluppo devono abbandonare il branco e trovare la loro strada, usando fiumi come autostrade. Per spostarsi e cercare nuovi territori dove poter insediarsi, riprodursi, trovare risorse ovviamente per sopravvivere. Ci dobbiamo, come dire, un po' abituare a questi fenomeni e a convivere e a coabitare con questa specie. Legambiente Piavenire ricorda che il lupo è stato presente sul Piave fino agli anni 70 ed era addirittura qui dal 1500 e amplia lo spettro delle richieste. Dobbiamo cominciare a pensare che il lupo può sopravvivere in queste zone, assolutamente, se però noi pensiamo di sistemare questo corridoio ecologico. Non è possibile che noi continuiamo a pensare di invadere il territorio, di addirittura di cambiarlo completamente attraverso i vigneti, senza che questo produca delle conseguenze. Dobbiamo cominciare invece a pensare che il corridoio ecologico deve essere implementato con aree a vegetazione spontanea, cioè bisogna che la regione pensi a questa cosa qua. Un'area più ampia di rispetto che risolverebbe, secondo Pozzobon, anche molti altri problemi. E questo tra l'altro dà anche una soluzione, secondo noi, al problema delle esondazioni, perché in zone come queste, se ci fossero più zone di demanio pubblico con vegetazione spontanea, noi avremmo risolto anche il problema delle inondazioni che potrebbero esserci. Il lupo all'interno di questo sistema potrebbe starci tranquillamente. E poi, nota dolente, l'informazione che manca del tutto, tanto che le 3 associazioni vorrebbero fare proprio a Saletto una serata informativa con amministrazioni e cittadini. Non sappiamo assolutamente nulla del povero lupo. Io l'ho visto una volta proprio in una ripresa molto amatoriale, dove il lupo a un certo punto va vicino al cane e si buttava per terra per giocare con lui sia da una parte che dall'altra.